onda Potere al Popolo. Cosa posso dire? Cosa posso dire? Complimenti al nostro staff, ai nostri collaboratori. Hai sentito? Hanno vinto un altro microfono d'oro. Cioè, uno lo vedete ogni tanto inquadrato qui sul nostro tavolo, c'è proprio microfono. Adesso arriva un altro microfono d'oro. Cosa facciamo? Tutti questi microfoni d'ori? No, vuol dire che stiamo facendo come radio di nicchia sicuramente, ma un prodotto assolutamente diverso, e chi cerca la differenza trova Radio Libertà. Ancora buongiorno, buon mattino, certo, Sammy Varini in vostra compagnia. Le ultime notizie: una rissa tra giovani nel Casertano. Morto un 25enne, 2 feriti, fermati padre e figlio. 2 gruppi di ragazzi si sono scontrati nella serata del 7 luglio, ieri, tra le ipotesi un regolamento di conti per motivi di droga. Questa l'apertura del sito del Corriere. Vediamo Repubblica che cosa mette in prima pagina. Crolla il tetto di un ristorante stellato e senza terracina, morta la sommelier Mara Severin, e il ritratto di questa dipendente che ha perso la vita. Ancora su Repubblica, la strage di Corinaldo. Andrea per me è un figlio, ma di lui non c'è da fidarsi, farlo uscire dal carcere è stato un errore. Chiaramente abbiamo tutti in mente questa notizia di questo che è andato a laurearsi, a discutere la tesi di laurea uscendo di prigione, e è fuggito, pare anche con la fidanzata. Ma fermiamoci e colleghiamoci col Parlamento. Qui Parlamento. Un piacere avere con noi il deputato della Lega Luca Toccalini. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Piacerone di essere con noi, coordinatore federale Lega Giovani, ma soprattutto pezzo bello tosto della Lega, che non ha peli sulla lingua, e giustamente, insomma, quando c'è da parlare si parla, e soprattutto in questo momento sappiamo che c'è un certo malcontento da una parte verso alcuni esponenti di Forza Italia, ma oggi leggo su alcuni quotidiani che anche all'interno di Forza Italia per alcune scelte non vanno molto d'accordo, e quindi oggi alcuni quotidiani ad esempio scrivono: Ius Italie, la Lega dice stretta sulla cittadinanza, e quindi l'esatto contrario di quello che propone Forza Italia, con un'apertura e quindi dando la possibilità agli immigrati di avere la cittadinanza italiana in anticipo. Ma tu rilanci, Toccalini, hai rilanciato quasi fosse una provocazione a Tajani, ma perché questa è una cosa che serve davvero alla gente, a chi vive nel nostro paese. Flat tax al 5% per il primo contratto a tempo indeterminato per gli under 30, quindi parliamo di cose serie, Luca? Decisamente, la mia replica arriva dopo le parole del ministro Pichetto Fratin, ministro all'ambiente di Forza Italia, che ieri ha dichiarato che appunto l'Italia avrebbe bisogno di nuovi giovani, e quindi di conseguenza lo Ius Italia, Ius Cole, chiamiamolo come si vuole, è fondamentale. Ecco, per me e per la Lega invece è fondamentale trattenere i nostri giovani, perché non è che in Italia non ci siano più giovani, il problema è che vivono in delle condizioni a volte complesse che non permettono loro di crearsi un futuro, di costruirsi una famiglia sul territorio, e da qui appunto la mia provocazione di sostenere questa proposta di legge che ho depositato e presentato insieme al sottosegretario Dorigone e allo stesso Matteo Salvini qualche settimana fa, per dare la possibilità di pagare il 5% di tasse a tutti i giovani under 30 che si approcciano al mercato del lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Quindi stabilità, qualche centinaio di euro in più in busta paga, perché questo sicuramente fa la differenza, perché davvero non abbiamo assolutamente bisogno di altri Maranza o di altri personaggi ambigui che vediamo in televisione, ma purtroppo viviamo sui territori costantemente ogni giorno, ai quali della cittadinanza italiana non ne frega assolutamente nulla, tant'è che rivendicano anche di essere orgogliosi di essere africani, tunisini, marocchini, eccetera, eccetera, ma soprattutto che delinquono e rompono le scatole sui nostri territori, i nostri cittadini. Guarda, stai dicendo una cosa che risponde indirettamente a una domanda che abbiamo fatto questa mattina ai nostri ascoltatori, e che magari giustamente, partecipando a decine di gazebo della Lega anche in questa stagione estiva, magari qualcuno può
può fare. E certo, Forza Italia e Partito Democratico in questo momento, con tutto il bene che vogliamo agli alleati di Forza Italia, stanno portando avanti una cosa simile, se non identica, dicendo diamo prima la cittadinanza a questi immigrati, così magari non fanno più i maranza. Cioè, poi hai risposto già tu, cioè per fare in modo che non accadano più queste cose terribili che stiamo vedendo nelle nostre città, nei nostri paesi, citando questi maranza, basta farli diventare italiani, Toccalini. No, non è assolutamente questa la via, come anticipato al 90% non gliene frega assolutamente nulla di essere italiani, e anzi anche gli stessi ragazzi e ragazze in buona fede che si sanno integrare, che vogliono integrarsi sul territorio, non sono lì che fremono per ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 dopo 6 anni, perché sanno benissimo che comportandosi bene, avendo anche gli stessi genitori che diventano italiani a loro volta immediatamente. Quindi non è assolutamente una priorità né per i cittadini italiani né per i cittadini stranieri che vogliono appunto acquisire poi la cittadinanza. Settimana scorsa noi siamo stati in via Gola a Milano, tristemente noto quartiere in preda appunto a occupazioni abusive da parte di extracomunitari, e anche lì dentro ci sono tantissimi giovani che non decidono di andare a scuola, di lavorare, eccetera, eccetera, ma preferiscono la via dello spaccio, la via dell'occupazione abusiva e del racket appunto per rivendersi poi case non loro. Ecco, non credo che dando la cittadinanza italiana a queste persone si risolva il problema dell'integrazione e anzi smettano da un giorno all'altro di delinquere. Interessante, signori, argomento da proseguire, anche perché lo sappiamo, la Lega ha rilanciato anche su questo dicendo attenzione, noi la cittadinanza la togliamo a chi si macchia di gravi reati. Quindi vedete che il discorso prosegue davvero. Non posso che ringraziarti, Luca Toccalini, di aver messo sul tavolo cose buone e interessanti per proseguire poi la nostra chiacchierata in diretta. Buon lavoro, Luca. Qui Parlamento. Fuori rotta ci perdiamo qui a rischiare di volerti ancora scriverti che fai. Ora voglio solo un altro drink. Non ritrovo la mia amica e non mi aiuterai. Porti solo guai. Il fatto è che mi piaci, tu lo sai. Ora so che non vorrei tornare mai nei soliti guai. Io nel sei con me, un segno su di me, nascosto mai nelle luci che piovono sopra di te, mi baci e te ne vai. Ora al telefono e parlo di noi, ma tu non chiami mai. A rischiare di volermi ancora scrivermi che fai. Ora voglio solo un altro drink. Non ritrovo la mia amica e non mi aiuterai. Porti solo guai. Il fatto è che mi piaci, tu lo sai. Ora so che non vorrei tornare mai nei soliti guai. Io nel panico. Sei con me, un segno su di me, nascosto mai nelle pile. Questa notte non ho più risposte, mi fai andare in crash. Quante corse io non avrò colpe, voglio solo te. Io nel nascosto mai nelle bile. Sei con me, un segno su di me, nascosto mai nelle
pompa, Cecilia La Rosa si chiama, Indelebile, la sua nuova canzone per l'estate, un amore fugace tra vibrazioni melodiche e beat coinvolgenti. Cecilia La Rosa la trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Tra i nostri sponsor, naturalmente, la Lega, ma anche il Quotidiano di Sicilia. Pensa un po', Quotidiano d'Italia, che oggi titola, facciamola vedere, una pubblica amministrazione rivoluzionata, puntando su efficienza, merito e innovazione. Il Quotidiano di Sicilia vi racconta un forum esclusivo con il ministro Zangrillo che rilancia su produttività e formazione costante. Appuntamenti da non scordare targati Lega, chiaramente ritrovate su legaonline.it, ma anche, lo sapete, su questa radio che fa da punto di riferimento per tanti leghisti, celoduristi o semplicemente simpatizzanti del centrodestra, o anche per chi della politica non gliene frega assolutamente niente, ma vuole essere aggiornato sentendo una voce fuori dal coro. Allora, tra gli appuntamenti da non scordare, questo me l'hanno appena spedito, la Zaccarini, vuoi che non la leggo? Grazie naturalmente a chi mi invia gli appuntamenti da non scordare. Il numero è quello 340-6709-659, il nostro numero WhatsApp attivo giorno e notte, raccoglie tutti i vostri pareri su qualunque argomento e poi magari qualcuno ve lo leggo perché l'argomentazione è sempre interessante, ma anche le feste della Lega. Brava Mariella che mi ricorda la festa provinciale della Lega a Colico, Palalegnone, in Viale Padania. C'è solo la collocazione, Palalegnone, Viale Padania, e che fate, non ci andate? 1 e 2 agosto, signore e signori. Presenza di importanti personalità politiche, siamo sul lago, ma soprattutto una bellissima idea per fare magari anche un weekend in zona se arrivate da fuori. 1-2 agosto, Festival Lago e Valli, siamo al 31esimo festival con la festa provinciale della Lega, appuntamento in Viale Padania a Colico, Palalegnone, con un grande saluto naturalmente a chi farà un giro da quelle parti. E si sta organizzando anche per la prossima Pontida nazionale del 21 di settembre. Vi abbiamo presentato i gadget questa mattina. Se ve li siete persi, fatevi un giro cercando Radio Libertà su Facebook, su YouTube o sul nostro sito radiolibertà.net, trovate il podcast. Ragazzi, per la Pontida 2025 stiamo preparando gadget di Radio Libertà. Martedì 15 luglio, congresso della Lega Giovani a Bergamo, sala civica, via Roma 48, Telgate, ok? Abbiamo parlato prima con Luca Toccalini, referente nazionale, per chi ci segue dalla provincia di Bergamo, congresso della Lega Giovani martedì 15 luglio alle 20:45 a Telgate, ed è bello anche magari soltanto farci un giro per sentire che cosa racconta la Lega, anche se non siete leghisti celoduristi, ma chiaramente la Lega è un partito territoriale nato per fare politica, ma soprattutto nato per ascoltare la gente, quindi questo è il motivo, la motivazione principale. Ascoltare la gente significa star lì a dire quali sono i problemi di questa zona, cosa c'è che va o che non va, e poi queste problematiche vengono portate a livello regionale e a livello nazionale. Chiaro, ci sono i big della Lega e ci sono i suoi fan, e allora complimenti a Elisa Mangano, insegnante milanese di 32 anni e team leader, che ha annunciato in maniera ufficiale la nascita del team Giordano Bruno, un'iniziativa politica composta da cittadini motivati e uniti dalla volontà di diffondere una risposta concreta sul territorio milanese attuando le proposte del
Generale Roberto Vannacci, che salutiamo, europarlamentare della Lega, ma naturalmente il mondo al contrario è questi fan club, tra virgolette, potremmo chiamarli, di gente che sostiene un po' in tutta Italia il nostro generale Vannacci. E naturalmente un grande saluto a tutti coloro che non vedono l'ora che Vannacci partecipi a qualche evento. Calma, abbiate pazienza che arriva. Quando è arrivato a Pontida l'anno scorso, qualcuno se lo ricorda, cioè, noi eravamo lì ancora a fare il gazebo di Radio Padania, di Radio Libertà, lo stand di Radio Libertà, erano andati via quasi tutti, c'era soltanto una lunga coda a Pontida verso le 4 del pomeriggio. Dov'era la lunga coda? Fuori dallo stand dove c'era il generale Vannacci. Ascoltatori, leghisti, curiosi, giornalisti erano tutti lì per ascoltare Vannacci. E da lì ho capito che insomma come personaggio effettivamente forse meritava, e poi è diventato vice segretario della Lega insieme alla Sardone e altri pezzi da 90. Appuntamenti da non scordare targati Lega? Eccolo qua, via Circonvallazione, Spino d'Adda, area feste, signori. Siamo a 2 passi da Milano, ma anche da Cremona, e non lontani dalla provincia di Bergamo e da Monza. Venerdì 18 luglio, segnate giù già in calendario, ore 19:30, festa della Lega con ospite Matteo Salvini. Venerdì 18 luglio, quindi non c'è fretta, cominciate a scriverlo sul calendario. Spino d'Adda, via Circonvallazione, area feste, Cascina Carlotta. Non c'è soltanto Matteo Salvini, ragazzi, cioè ce ne sono a bizzeffe di ospiti in questa festa, e ci sono tutti i volantini su internet. C'è la Silvia Sardone, sempre venerdì 18 luglio, Massimiliano Romeo, venerdì 18 luglio. Ragazzi, ce ne sono. Laura Ravetto, sempre venerdì 18 luglio, festa della Lega a Spino d'Adda. Gianmarco Centinaio, Davide Caparini, Andrea Crippa, Riccardo Vitari, Matteo Mauri, la Silvana Comaroli, storica di Via Bellerio, Simona Bordonali, Riccardo Molinari. Quindi sono ospiti tra venerdì, sabato e domenica 20 luglio, festa della Lega in via Circonvallazione a Spino d'Adda. Ragazzi, questo è un festone da frequentare. Così come è da frequentare un pochino più in là, dal punto di vista geografico ma non lontano, la festa di Pontida. C'è quella nazionale il 21 di settembre, c'è quella locale dal 17 al 20 luglio, Pontida in provincia di Bergamo, dalle 19 cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar, gli interventi dei politici, e domenica 20 luglio all'ora di cena arriva Matteo Salvini. Con lui naturalmente gli altri big della Lega, grandissimo assessore di Regione Lombardia Guido Guidesi, Silvia Sardone. Qui partiamo. Vi ho portato a domenica, ma qui partiamo da giovedì 17 luglio, Guido Guidesi alla festa della Lega di Pontida. Sempre giovedì 17 luglio Silvia Sardone e Massimiliano Romeo con il segretario provinciale di Bergamo, vice segretario nazionale della Lega Lombarda e sindaco di Telgate, che salutiamo caramente, Fabrizio Sala. Giovedì 17 luglio Lega Pontida Fest, Pontida in provincia di Bergamo. Poi chiaro, ragazzi, se sto qua fino a domani mattina, ci sono ospitoni della miseria da andare a cercare direttamente sul sito legaonline.it per essere sempre informati e per accorgervi di come le feste della Lega non sono diminuite, ma ragazzi si aumentano. La Lumbar Fest, mi ero dimenticato, la Lumbar Fest, non c'è subito, però anche qui siamo 18-20 luglio, qui siamo Brianza, in Bersago, provincia di Lecco, dal 18
al 20 luglio e qui si esibisce anche il nostro Alessandro Villa, cantautore che spesso ospitiamo su queste frequenze e che lancia tanti messaggi importanti dal punto di vista sociale. Lega della Brianza Lecchese, dicevo, Lumbar Fest dal 18 al 20 luglio con i rappresentanti locali della Lega, quelli veramente in gamba, Alberto Spreafico, Daniele Butti, Andrea Bettega, Mauro Piazza, Nicola Molteni, sottosegretario agli interni, ma che nella zona ha le sue radici. Ancora Daniele Butti il sabato 19 con Eugenio Zofili, Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, Matteo Salvini arriva sabato 19 luglio alle ore 19:30 a Imbersago in provincia di Lecco. Domenica 20 a 12:30 Manfredi Potenti, Alessandro Corbetta, Andrea Crippa, Silvia Sardone e Massimiliano Romeo. Come vedete, ospiti veramente di riguardo per parlare di buona politica alle feste della Lega, in questo caso alla Lumbar Fest, festa della Lega della Brianza Lecchese, dal 19 al 20 luglio ad Imbersago in provincia di Lecco. L'invito è naturalmente di farci un giro, anche se non siete leghisti, a parte che si mangia da Dio, ci sono le cose buone, ci mancherebbe, ma poi si fanno nuovi amici, si conoscono magari anche i vicini di casa, che dici, uè, anche tu qua, sì, con sto caldo, poi in Bersago, posto stupendo, ragazzi. Questo giovedì, oggi è martedì, dopodomani, 10 luglio, siamo in Toscana, siamo a Lucca. Abbiamo citato prima l'onorevole Roberto Vannacci, ricordando che apre anche una sezione, come la potrei chiamare io, del mondo al contrario qui a Milano. Nuovi orizzonti della sicurezza sociale tra realtà e percezione, prospettive e soluzioni. Incontro pubblico giovedì 10 luglio presso la Cannoniera Casa del Boia a Lucca a partire dalle ore 18 con Roberto Vannacci, europarlamentare, vice segretario federale della Lega. A seguire, l'incontro c'è alle 18, alle 20:30 la cena con il generale Vannacci, piazza dell'Anfiteatro Lucca, chiaramente un qualcosa da prenotare, insomma mica per tutti arrivi così all'ultimo momento. Ci fermiamo? E certo ci fermiamo, ragazzi, è dura la vita, ma bisogna prendere fiato, soprattutto perché tra pochissimo arriva un ospitone. È già qua nei nostri studi, signori, molti di voi lo ricorderanno, la sua voce splendida, la sua simpatia, ma soprattutto le emozioni che ha lasciato ad Amici. Era forse il 2022, tra pochissimo nei nostri studi Andrea Mandelli, che ci presenta la sua nuova canzone. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare, in azienda ne risponde la Miriam, è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina
Per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista nozze, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate Gastro Free, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com sezione integratori, e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito, e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori il ritmo. Se questo è il peccato, allora dammi il battesimo. Scappo da specchi che mi urlano vergogna. Io mi trucco di coraggio nella nebbia di Bologna. Sorriso il mio amore, usa e getta. Non è carnevale ma la maschera è perfetta. I coriandoli cadono come stelle in un cielo ubriaco. La vita è un gioco ma ho perso le regole al primo assaggio. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta finché l'alba non mi consola. Le voci dei santi mi chiamano in silenzio mentre brucio come incenso sul filo di un rasoio intenso. Gin tonic mischiata a pianti sul parquet. Ho baciato un diavolo, pregava in un cliché. Lungo i viali dei sogni proibiti, arcobaleni spezzati su muri di graffiti. Ogni sorriso un rischio, ogni abbraccio un azzardo. Ma se muoio domani avrò vissuto il mio sguardo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta finché l'alba non mi consola. Un bacio, un bacio, un bacio in aria. Senza nome, senza volto, ma lascia una scia. Un bacio, un bacio, un bacio in aria. Il sole mi brucia ma la luna non mi lascia. Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e si innamora. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Un bacio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera. Ragazzi, qui siamo nella musica importante, bella, solare, un po' estiva, un po' da spiaggia, un passettino dopo l'altro, scotta la sabbia, freghiamocene tanto, il cambiamento climatico ormai è un atto, sappiatelo. Andrea Mandelli!
Finalmente ci vediamo, Sammy, finalmente ci Sì, vediamo. ma qui non ti posso fare entrare in radio che subito suona il telefono. Chi è che ha telefonato prima che dobbiamo salutare? Mi sembra No, Mario Torelli. Ma Mario Torelli che subito Facciamo un saluto a Mario. Ciao Mario. Allora, perché? E poi facciamo gli altri saluti dopo. Perché Andrea Mandelli, nella tua, adesso non posso dire lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, che non è da 20 anni, da 30 anni, insomma, ne ho solo 26. è un po' quindi. meno, però ti sei fatto amare, ti sei fatto voler bene da tantissime persone che ti hanno seguito, prima di tutto nell'evento forse che ti ha cambiato la vita, non lo so se è stato quello, Amici, diciamo, è stata un'esperienza fortificante, diciamo. Quindi, fortificante mi piace, avremmo bisogno un'esperienza intensa, quindi è stato un talent che mi ha fatto capire, diciamo, un bel po' di cose. Nel bene o nel male? Attenzione, esatto, perché nel bene e nel male, bravo. Perché questi talent noi servono, ma a volte li critichiamo anche, perché comunque bisogna sapere Certo. che c'è il pro e il contro in ogni cosa, non Sì. è che dobbiamo santificare le cose, santo, perfetto, eccetera. Esatto. Una critica costruttiva, Però non è un ti giudizio. ha fatto capire tante cose. Tante cose, sì, assolutamente sì. Io avevo dei vocal coach straordinari. Chi erano? Allora, mi ricordo Lalla è stata una vocal coach che mi ha trasmesso Ma che cosa insegnano tantissimo. questi vocal coach? Che Raffaella, i nostri ascoltatori magari li sentono nominare molte volte, dicono, ma insegnano canto. No, Sì. cos'è che insegnano veramente Insegnano oltre a cantare? Oltre a cantare, anche la modalità di interpretare certi e vari brani, no? Quindi le emozioni con cui tu hai bisogno di trasmettere, quindi non è proprio solo tecnica. Certo, la tecnica è fondamentale perché giustamente studiare è una cosa veramente molto importante. Però anche la postura, la presenza scenica, quindi ci poi, sono ragazzi, tanti chi aspetti. ci sta guardando in radiovisione sui social, insomma, Andre, parliamo di una bella presenza, dai, posso farti complimenti. Esagerato, una Sammy. presenza televisiva, ecco, Grazie, che ci troppo, sta. troppo. Ti guardiamo volentieri, trasmetti positività, e questa è una cosa bella, grazie di cuore. senza esagerare, perché uno dice che cazzo, chi crede di essere, no, una positività non è bella, cosa mia. bella. Ed è importante oggi. Così però mi metti in imbarazzo. No, faccio Sammy. apposta, poi diventi rosso, no? Sembra anch'io un po' rosso. Scherzo, ma sono robe importanti comunque, perché oggigiorno anche noi qua in radio, lo vedi, siamo radio, ma siamo anche sui social, in TV, bisogna comunque far vedere e capiamo anche che c'è bisogno, anche quando sei su un palco, di trasmettere in ogni modo, con la musica, con il canto, Bravissimo, certamente, anche con l'interpretazione. L'interpretazione con i gesti, con lo sguardo, una cosa bellissima. con il corpo. Il Con la tuo musica. corpo è unito alla tua voce, alla tua musica, e deve raggiungere lo spettatore al 100%. E quando questo accade, ragazzi, dite, cavolo, Andrea Mandelli è il mio cantante preferito, ed è quello che ci scrivono in tanti anche in questi giorni. Basta, adesso divento troppo rosso. Basta, no, noi siamo Se allergici no. al rosso, piuttosto un po' di blu, un po' di verde, un po' di eccetera. giallo. No, troppo rosso, si scherza. Quindi, Amici sicuramente era il 2022, ho scritto 2022, giusto? sì. Ha fatto da spartiacque, ma c'è stato anche il Trionfo al Music Fest, comunque, che ti ha lasciato un'impronta importante. Sì, nel 2019 questo concorso mi ha trasmesso tantissime emozioni, anche perché comunque è un concorso internazionale e io avevo la prima cosa che ho fatto è stato proprio quella di partecipare e cercare di raggiungere non la vincita, no, ma l'esperienza. Quindi l'esperienza che mi ha dato veramente moltissimo, la musica, aver conosciuto tantissimi artisti che ho collaborato poi successivamente nel corso degli anni, quindi è stato proprio un'esperienza spettacolare, con appunto una sensazione meravigliosa. Ecco, E poi ragazzi, adesso non è che vi raccontiamo tutta la vita, però poi ultimamente hai fatto degli altri incontri importanti che ti hanno dato un modo ancora più forte di trasmettere emozioni, la possibilità di accedere anche a ulteriori palchi,
Chi hai conosciuto? Per chi hai firmato? Ho visto la foto che hai firmato qualcosa. Ho visto la foto. L'ha messa adesso sui social la foto. Sono veramente entusiasta di aver firmato con la Buena Suerte, la Bambolina, E li che salutiamo. sia la parte casa editrice, che li salutiamo assolutamente. Saluto tantissimo Athos Poma, grandissimo Athos Poma, ragazzi. saluto Riccardo, saluto Dino Angelini, saluto tutte le persone che in questo momento ho l'occasione di poter appunto collaborare in qualche maniera attraverso la mia musica, e quindi sono veramente molto entusiasta, tanto che appunto ci siamo portati avanti con i lavori. Non so se si dice ci siamo portati avanti. Sì, no, suona bene. Suona bene. Suona bene. Quindi abbiamo E quindi sentito stiamo andando avanti. un bacio ancora, abbiamo appena sentito, ma Esatto. poi mi dicevi qui siamo già pronti a registrare qualcosa d'altro. Esatto, allora il primo inedito invece sarà Tutti sanno tutto, tra l'altro il 10 di luglio andrò a fare il video. Oh, segnate giù ragazzi, E quindi- oggi è l'8, dopodomani questo fa il video, quindi bisogna sì. cominciare a cercarlo. Ci Sì, proviamo, vediamo come va. assolutamente sì, E ma quindi poi... sono felicissimo veramente, Sammy. Ma poi l'Andri adesso sarà sui palchi, ragazzi, diciamolo. Io c'ho qua un po' di cose, poi mi dici se sparo cavolate. Ok. Sabato 19 luglio sei ospite a Una Voce per l'Inedito a Centro Valle Intelvi, Como. Esatto, Esatto, l'ho esatto, azzeccata. esatto. Con Dino Angelini, quindi Dino, Grande Dino, Dino. che lui è su tutto il mese a suonare, a cantare, Sì, a mangiare, oh. cioè ragazzi si fa la bella vita al freschetto. Ma però questa... lavoro tantissimo, Dino, e questa è una cosa che ho notato di lui che è meravigliosa. Ma cioè. non è vero, Ma sì che è Dino vero, ti sta dai. facendo complimenti che non è vero niente, si sta divertendo, lui non è che lavora, si diverte, ma il suo modo di vivere, scrivere canzoni, Sì. trasmettere emozioni, farle e trasmettere soprattutto ai giovani, giovanissimi. Qui spezziamo una lancia proprio per chi magari è proprio alla primissima registrazione, attraverso questo concorso Una Voce per l'inedito, Sì. potrà incidere per la prima volta un pezzo, Un ragazzi. brano, esatto, ed è una chiaramente esperienza meravigliosa, penso sarà un'esperienza meravigliosa. Ed è un biglietto da visita, perché ricordiamolo, ci sei Assolutamente. passato anche tu, un conto è registrarsi il provino a casa col computerino, Bravo, eccetera. bravo. Che poi sono cambiate tantissime cose anche nel corso degli ultimi anni, sai, prima non c'era questa possibilità di provare a registrare a casa, no? E adesso invece ci sono studi discografici che aiutano moltissimo i ragazzi, ad artisti emergenti, a poter dare questa possibilità di incidere un brano scritto proprio dall'artista stesso, ecco. Capisci qual è la situazione? Cioè tu magari ti registri il provino a casa con il tuo computerino, eccetera, poi lo fai sentire a chi se ne intende. Sì. E qui arriva la trasformazione, perché registrando in uno studio di registrazione vero puoi davvero pensare di avere un prodotto professionale e soprattutto un biglietto da visita. Bravissimo. Che Sì, dura sì. per sempre, perché poi te lo ritrovi, è sempre lì, è su YouTube che ti guarda, e quindi se non è fatto bene uno se ne accorge. Esatto, ragazzi. sì, no, assolutamente. La professionalità è È al l'appello, centro di l'appello tutto, che è lancio. una presentazione, diciamo. Quella volta fatelo veramente bene, quella volta lo dovete fare bene. Poi nella vita uno può anche fare le cacchiate, le registrazioni che vuole, ma quando c'è il biglietto da visita, avete segnato sabato 19 luglio, ospite a Una Voce per l'Inedito, Centro Valle Intelvi, Como al freschetto. Lunedì 28 luglio, signore e signori, che succede mai? Vediamo che succede. Sì, Uno spettacolo di Iva Zanicchi, lo posso già anticipare così? Cavolo. E apriremo con altri artisti emergenti il suo spettacolo di Iva Zanicchi il 28 di luglio. Cioè, ma hai visto come lo dice con facilità, no? Come fosse niente, ragazzi. Cioè, ci sarà un casino Un'artista della grandissima, miseria. Iva Zanicchi. Concerto di Iva Zanicchi. Qui siamo a Fabbrica Durini di Alzate, Brianza, sempre in provincia di Como, un po' più vicino, verso Milano. Iva Zanicchi in concerto.
e c'è lui, c'è Andre che apre il suo concerto in compagnia di altri amici, Arvenige, Valentina Cassano, Giulia Benzi, insomma insieme a quelli più giovani di te che magari sono alle primissime esperienze e a cui devo dire magari hai anche molto da insegnare. E non vedo l'ora E qui è il bello di di fare vederli, squadra. anche perché Valentina la conosco, anche lei, e conosco Cioè anche qualche artista. è piccolina, ma ragazzi è tostissima. È tostissima, Sul palco vabbè. si trasforma in un razzo missile, cioè una Sì. cosa che uno non si aspetta, ed è stata ospite da noi più volte, per cui ragazzi non posso che veramente dirvi non mancate, cerchiamo di farci vedere, di farci sentire in questi eventi, in questo caso con Andrea Mandelli, e qui a due passi in Alzate Brianza il concerto di Iva Zanicchi, che salutiamo e ringraziamo perché spesso e volentieri la ospitiamo anche qua. Andrea, io volevo chiudere con un tuo pezzo, ma mi sono incasinato su YouTube. Cos'è che devo scrivere? Allora, trovo da qualche parte. il brano, l'inedito di Amanti delle Maschere, vedo che hai scritto lo stavo qua, cercando. Dov'è? ma non è presente per attualmente su... non è per stato quello che non l'ho trovato, è per pubblicato. quello. Niente, allora vi facciamo sentire ancora questo, ragazzi. Facciamo sentire, sì. Assolutamente Facciamo sentire un sì. bacio ancora e poi magari Dando la prossima volta l'appuntamento, dove diamo tutti l'appuntamento per chi ti vuole seguire, oltre che per i live, per chi ti vuole seguire sui social, cosa bisogna scrivere? Perché tra poco avete sentito appaiono i video, appaiono le canzoni Inizierà un nuovo nuove. progetto, esatto, Sammy. Guarda, allora su Instagram, su Facebook è semplicemente come Andrea Mandelli. Andrea Mandelli. Niente di così difficile, ecco. Basta e avanza. Grazie, ma Sammy, soprattutto grazie mille. ci siamo anche noi tra i tuoi fan e tra chi effettivamente crede nella tua musica, nel tuo modo di trasmettere, e facciamo vedere anche, guarda qui la locandina di Una voce per l'inedito, che ci sta seguendo. No, si sente il Dino Angelini, dici tutto. Dino Angelini presenta Fabio Taromina sabato 19 luglio. Saluto anche 21. Robby, che mi sono dimenticato. Vai. Scusa Robby, non è... sì, che siete in tanti. Centro Siamo in Valentelvi, Como, guarda qui quanta bella gente, ragazzi, l'Andrea Mandelli più bello che mai, ma poi... Mamma mia, questi sono tutti quelli che parteciperanno a Una voce per l'inedito, ragazzi. Non vedo l'ora di ascoltarli. Ma veramente. Veramente, anche sarà perché curiosissimo. Tra questi sicuramente c'è roba buona, e quando c'è roba di buona qualità, di classe, eccetera, vi ospitiamo qua nei nostri studi, come con Andrea Mandelli e anche con voi che partecipate a questo premio che si chiama Una voce per l'inedito, e vi dà modo a voi giovanissimi per la prima volta di registrare un disco come si deve. Come si deve, bravissimo. Che fai di bello? Che fai oggi di bello? Voglio sapere tutto. Oggi di bello Quando vado esci di qua? studio. Studi? Continuo a studiare. Cosa devi studiare? Cosa c'hai sul tavolo canto, in questo momento? Ascolto la musica. Cosa ho sul tavolo? Ascolto la musica, studio i nuovi brani che usciranno giustamente anche nel corso del tempo, quindi anticipiamo anche altri brani nuovi. Capito? L'artista è così. Continuo a studiare. L'artista è così, cioè tu dici ma sì, ma adesso ormai ha registrato, no, e quando ha registrato dei pezzi ne sta già preparando altri, sta scrivendo, e soprattutto ci proviamo, traduci in musica, traduci in emozioni, poi da trattare, da lanciare sul palco, quello che pensi, quello che provi in quel momento, quello che capti nell'aria. Cerchiamo di provarci. È la magia della musica, di voi artisti. Dell'arte. L'arte è una cosa, è come l'ossigeno, no? Quando uno ci crede non può farne a meno. Sì, è un qualcosa che devi... È per quello alla fine che devi respirare musica, ecco. Io do spazio proprio perché è un'esigenza... anche di persone tra virgolette normali che non fanno nessun successo eccetera, ma è un'esigenza importante, anche come parlare, come conversare, come comunicare, è un'esigenza di comunicazione importantissima, soprattutto per i giovani, che oggi sappiamo che molte volte se ne stanno zitti, attaccati al cellulare, quindi
Quindi bisogna distrarre, diciamo, con Ci l'arte, proviamo. ma allo stesso momento farli concentrare. Invece, Sammy, io volevo fare un piccolo appello, Fallo. nel senso, giusto che sono qua in radio, volevo fare tantissimi auguri a mio padre che ha compiuto gli anni ieri. E Come si chiama? è Giuseppe. Giuseppe, Quindi... grazie per quello che hai fatto Sì. in questi anni per il grandissimo Andre, che poi la tua storia molti la conoscono, Sì, ma molto avremo, bislacco, mio avremo padre mi ha modo di sopportato raccontarla. tantissimo, mi sopporta ancora tanto, Oh, quindi ma un po' tutti i gli nostri, faccio tanti auguri. ma nel tuo caso ti ha dato la possibilità, ecco, di fare tante cose con la Assolutamente musica. sì. E sai, non tutti i padri hanno questa voglia di sostenere, a volte uno dice, ma non fare cazzate, porco che... Mio padre me lo dice Com'è ancora, una- ma che lavoro vuoi fare da grande? Bravo. Papà, io parlo per radio, no? Uguale. Vedi? Però intanto c'è il sostegno. C'è il sostegno, mio questo padre ha investito veramente tantissimo per la musica, quindi lo ringrazio tantissimo e Viva il papà. ancora tuttora. Ciao Grazie, papà. grazie davvero. Andrea Mandelli, grazie. Grazie a te Sammy, Tanto- grazie a Radio Libertà per avermi dato questa occasione. Libertà, E a ci tutto il ritroviamo in uno dei tanti eventi sul palco, ti verrò ad applaudire. Ciao Andre! Ciao, Sammy, grazie, ciao. Canzone dal mio computer. Un bacio ancora. Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori il ritmo. Se questo è il peccato, allora dammi il battesimo. Scappo da specchi che mi urlano vergogna. Io mi trucco di coraggio nella nebbia di Bologna. Sorriso il mio amore, usa e getta. Non è carnevale ma la maschera è perfetta. I coriandoli cadono come stelle in un cielo ubriaco. La vita è un gioco ma ho perso le regole al primo assaggio. Un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Le voci dei santi mi chiamano in silenzio mentre brucio come incenso sul filo di un rasoio intenso. Gin tonic mischiata a pianti sul parquet. Ho baciato un diavolo, pregava in un cliché. Lungo i viali dei sogni proibiti, arcobaleni spezzati su muri di graffiti. Ogni sorriso un rischio, ogni abbraccio un azzardo. Ma se muoio domani avrò vissuto il mio sguardo. Un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio ancora. Ogni notte un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Un bacio in aria. Senza nome, senza volto, ma lascia una scia. Un bacio in aria. Il sole mi brucia ma la luna non mi lascia. Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo. Un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e si innamora. Un bacio ancora. Un bacio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
È finita la canzone, però sono passato a salutarlo, ragazzi, l'Andrea Vandelli, Andre, veramente tosto. Sì, diceva Simone, quasi non lo riconoscevo, dai tempi di Amici. Vabbè, si diventa più grandi, si migliora, anche io sono cambiato dai tempi di Amici, non ci sono proprio mai stato. Sì, sto per andarmene, che bel ragazzo, mi scrive qualcuno, che bel ragazzo, certo, solo bei ragazzi, ma anche noi. Israele presenta la richiesta per Nobel pace a Trump. Sì, certo, ma siamo prontissimi anche noi, glielo diamo. Come noi abbiamo vinto il microfono d'oro, ecco, glielo diamo anche a Trump, ma per favore. Questa vuole sapere cosa è andata in onda alle 20:10 di sabato 28 giugno. Porco cane, band britannica che ha fatto un nuovo album. Accidenti, ma questo è un quiz, prometto che do un'occhiata. Grazie a chi scrive ciao Radio Libertà, ma non aggiunge altro, è rimasto. Ecco qua, questo vuole comprare le mutande, ricordiamolo, abbiamo delle bellissime mutande da uomo e da donna. Sì, mettiamo qua il banchettino, no, sono tra i gadget nuovi di Radio Libertà, ok? Quelli che troverete a Pontida il 21 di settembre. Tu che sei in quel di Bellerio, rompi le balle all'ufficio di sopra, portare le maschere storiche di Lega Lombarda e il Sole delle Alpi. Urca, interessante, interessante certamente. E questa, sì, anche questo vuole comprare mutande. Chiaro che, sai, adesso ci stiamo ragionando, ma a Pontida il 21 di settembre ci saranno delle bellissime novità, non soltanto allo stand di Radio Libertà, ma lo sapete, ce ne sono decine e decine di stand da tutta Italia, ognuno porta i suoi prodotti, i suoi gadget, e ci sono cose bellissime da collezione e ne porteremo ulteriori. Bei tempi quando venivo a Pontida in cerca di gadget. Faccelo vedere, guarda che bello questo, è di Gian, è uno di quei gadget che abbiamo distribuito, ha distribuito la Lega a Pontida negli ultimi decenni. E Gian, puoi venire ancora a Pontida, e ribadisco e discoriba, se non puoi venire tu, perché giustamente non si hanno più 20 anni, eccetera, deleghi qualche parente, qualche amico di venire a Pontida e di fare il giro ad acquistare i gadget, magari proprio quelli della Lega, quelli di Radio Libertà, quelli insomma che stiamo pubblicizzando in questi giorni, perché ce ne sono veramente tanti che servono poi, lo diciamo senza peli sulla lingua, a finanziare questa emittente o a finanziare la Lega, e perché non viviamo d'aria e purtroppo gli sponsor, i clienti sono pochissimi. Diamoci da fare, e grazie a chi ci vuole bene e ci viene a visitare nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41, siamo aperti tranquillamente tutto agosto, o che visita il nostro sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, la possibilità di darci una mano con un piccolo contributo, persino dal conto corrente postale 37671294. Quindi tante possibilità per dire sì, vi apprezzo, magari non vi voto a voi della Lega, ma apprezzo le vostre trasmissioni. E infatti ci siamo vinti proprio, è notizia fresca, un altro microfono d'oro. Io ce l'ho d'oro il microfono. Da Semivarina è tutto, me ne vado. Grazie Francesco, grazie Simone, ma è una minaccia. Io ritorno domani mattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.